La mancanza di un servizio di soccorso tempestivo di carattere veterinario nella bellissima ma difficile per alcuni versi città di Venezia e la mancanza di empatia da parte di un paio di operatori nel servizio taxi ha portato all'impossibilità di prestare soccorso tempestivo al cane di una ragazza veneziana, togliendole la possibilità di fare un tentativo per salvarle la vita. Il fatto, tragico e angosciante per la ragazza che lo ha vissuto, porta alla luce problemi che a quanto pare, leggendo i commenti, sono stati condivisi anche da altri e non solo a Venezia. Molti sono stati toccati dalla necessità di prestare urgentemente soccorso al proprio animale di casa, accorgendosi così che non ovunque esistono strutture adeguate per poter essere d'aiuto celermente e poter salvare la vita al proprio animale. Si può dire che in ogni casa ci sia un compagno peloso, cane o gatto che sia, portando la popolazione animale a numeri anche importanti, animali per i quali l'assistenza di un servizio di emergenza nelle giornate festive o in orario notturno non sembra essere disponibile sempre a 2 passi da casa, come non sono sempre disponibili mezzi di trasporto veterinari. Per molti l'animale di casa fa parte integrante della famiglia, per molti sono l'unica compagnia, per loro la sofferenza dell'animale può essere devastante, il non essere in grado di fornire adeguate cure in velocità può essere di un importante impatto emotivo. Garantire interventi e cure in tempi brevissimi diventa quindi un'attenzione nei confronti dell'animale, ma anche dell'umano che se ne prende cura. Sarebbe auspicabile l'esistenza di una rete di cliniche veterinarie operanti 24 ore su 24 e la possibilità di accedere a mezzi di soccorso veterinari più facilmente di quanto non sia oggi, o una reperibilità di un medico veterinario diffusa, come già esiste in alcune città. Un discorso a parte merita però l'attenzione che è stata data alla situazione da parte dei 2 operatori del servizio taxi che sono stati menzionati nel servizio che abbiamo pubblicato questa mattina. Se il primo ha accettato dopo insistenze, salvo decidere poi di far scendere la ragazza con il cane dopo aver percorso un breve tratto di strada, il secondo si è palesemente rifiutato, consigliando di chiedere l'intervento dell'ambulanza veterinaria. Non disponibile. La loro mancanza di empatia non ha dato alcuna chance al cane giunto morto dopo una corsa affannata sul bus verso una clinica veterinaria. Qualcuno tra i commenti ha espresso il dubbio che i 2 tassisti si siano macchiati del reato di omissione di soccorso. Non è detto, un tassista non è obbligato a far salire sul proprio mezzo un passeggero con un animale, soprattutto se non ci sono le condizioni igieniche e sanitarie adatte. Non è in ambito legale che la condotta dei tassisti è criticabile, ma in ambito etico, in ambito morale. Qua sì può lasciare molti dubbi. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Stamattina a Venezia, presso la scuola grande di San Rocco, San Giovanni Evangelista, alla prima giornata sull'autonomia, rimarcando un po' quel famoso 22 ottobre 2017, quando fummo chiamati come popolo veneto ad esprimerci sull'autonomia o no. Ecco, forti di quel mandato dato appunto al Presidente Luca Zaia della Regione del Veneto, oggi ci troviamo a discutere e ad affrontare questa tematica, e quest'oggi appunto c'è stato questo convegno, questo evento importante alla presenza di innumerevoli persone, rappresentanti di enti e quant'altro, e ovviamente abbiamo avuto modo di interloquire anche con i fautori, diciamo così, lo staff che supporta la Regione del Veneto nelle varie fasi, dalle fasi iniziali della stesura e il suo proseguimento nei sedi ministeriali, tra professori universitari piuttosto che giuristi, avvocati e quant'altro. Ecco, proprio a sostegno di questa mission che la Regione del Veneto ha deciso di intraprendere per dare una nuova fisionomia alla nostra regione e per cercare di dare veramente una nuova forma giuridica, ma soprattutto una nuova forma organizzativa, più di responsabilità a chi amministra la cosa pubblica, perché questo in realtà si concentra il tema dell'autonomia, saper appunto responsabilizzare chi gestisce la macchina
la macchina pubblica, dimostrazione lampante che fino adesso il Veneto ha dimostrato una seria capacità di gestione e dunque a maggior ragione, avendo ancora più possibilità di gestione degli apparati e delle materie LEP o senza LEP, potrebbe veramente fare un salto in avanti per la nostra regione, ma soprattutto per l'intero paese, perché questa può essere veramente la chiave di volta per far sì che il paese Italia possa uscire dalla secca che si ritrova incagliato. Un paese a 2 velocità, a 2-3 velocità non fa bene né a coloro che magari riescono ancora a rimanere a galla rispetto agli altri che stanno, diciamo così, annaspando. Ed è per questo che oggi si è voluto, in una giornata anche di ricordo, remake del famoso 22 ottobre 2017, fare il punto della situazione attraverso appunto figure importanti istituzionali che ci hanno reso edotti sul proseguo appunto di questo iter importante per la nostra regione e non solo per il Paese Italia. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Qual è lo scopo di un ponte se non unire, mettere in connessione, in questo caso parlando del piccolo teatro Città di Chioggia, ciò che si desidera unire è la platea e il palco, il mondo reale e la rappresentazione, ma anche il presente e il passato. Il piccolo teatro Città di Chioggia APS fa partire il suo rinnovamento da un nuovo logo, prendendo a spunto un ponte di Canalvena, struttura che caratterizza la nostra Chioggia e uno dei palchi naturali che rendono uniche nel panorama teatrale le baruffe in calle di Pierluca Donin, come ricorda il direttore artistico del piccolo teatro Paolo Penzo. Lo spettacolo che più di tutti rappresenta proprio la compagnia del piccolo teatro, un cavallo di battaglia a livello regionale e a livello nazionale grazie anche alla collaborazione con Arte Ven. Cambiato il logo, pensato da Laura Bottaro, color magenta a richiamare il teatro, e cambiato il direttivo che vede alla presidenza Diletta Perini e alla presidenza onoraria Franca Ardizzon, Piccolo Teatro ora pensa al rifacimento del sito e una più puntuale gestione dei social e giustamente si sta dedicando a nuovi progetti culturali con l'intento di valorizzare la lingua e la cultura veneta e promuovendo la città di Chioggia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Cos'è Picarro Surveyor? Si tratta di una tecnologia all'avanguardia per monitorare le condotte del gas e cercare dispersioni. Oggi l'amministrazione del Comune di Chioggia ha avuto l'onore di conoscere, grazie a una delegazione di Talgas, questo nuovo apparato più veloce rispetto ad altri e di raggio di azione più ampio. Viene montata su automezzi di servizio ed è in grado di riconoscere la presenza di gas, metano ed etano nell'aria a partire da parti per miliardo e non più per milione. Questa tecnologia permette di fornire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e sicuro. Con Picarro è stata presentata anche un'app dedicata alle imprese esecutrici dei lavori, Work on Site, che permette la gestione di controlli automatizzati rendendo più veloci ed efficienti le verifiche di conformità che vengono condivise in tempo reale.